commozione enorme che una bandiera che è stata salvata nel 1917 ritorni a casa, ma la commozione è legata al fatto che nel 1917 ci sono state delle persone che, pur con il nemico alle calcagna, hanno trovato prioritario salvare la bandiera come simbolo, come valore, ecco. E allora ci siamo domandati che cosa avrebbero fatto adesso i nostri giovani e i cittadini. Non so se avrebbero salvato la bandiera, perché in questi 100 anni qualcosa è andato perduto che deve essere ritrovato. L'attaccamento al proprio paese, l'orgoglio di appartenenza, avere un obiettivo comune che ci guidi lungo un percorso definito. Questa risposta di oggi su Seganet, la comunità come la vede? Beh, è stata un'ottima risposta, poi si lanciano sassolini, si dicono delle cose sperando che qualcosa rimanga. Il nostro pensiero, il mio pensiero è che bisogna essere positivi e nella positività ragionare fondamentalmente da italiani innanzitutto.